Se mi dicessero che sarebbe meglio studiare spagnolo, inglese o altre lingue, principalmente risponderei che le due cose non si escludono. Non c'è bisogno di studiare o una lingua o l'altra. Si può benissimo studiare, come avviene per esempio in Galizia, la lingua locale, ovvero il galiziano nel caso della Galizia, la lingua nazionale, ovvero lo spagnolo, e poi la lingua straniera, ovvero l'inglese. E poi anche un falso paragone, perché l'inglese si studia come lingua straniera e si studia principalmente sui libri, mentre una lingua come il veneto, che è ancora viva e ancora usata soprattutto dalle generazioni di cui le maestre e i maestri fanno parte, può essere anche introdotta con un uso naturale e quindi porta anche dei vantaggi maggiori, perché non è uno studio con una meta, è un uso e un'osmosi linguistica che le lingue come lo spagnolo e l'inglese al giorno d'oggi in Veneto o in altre regioni d'Italia non possono essere usate, perché appunto non c'è la possibilità a livello sociale di viverle queste lingue. Invece il Veneto c'è la possibilità di viverlo e porta dei vantaggi e degli sviluppi maggiori alle lingue che vengono studiate come materia di studio.